Buonasera a tutte, benvenute e bentornate. Siamo al secondo degli eventi che abbiamo organizzato dal titolo Donne al lavoro. Siamo alla Tenda TV di Vittorio Veneto. Gli eventi sono organizzati dal Comune di Vittorio Veneto, dall'Assessorato alle politiche sociali, alla famiglia e alle pari opportunità, in collaborazione con il CAV, cioè il Centro Antiviolenza di Vittorio Veneto. Dunque, la prima serata di venerdì scorso è stata molto partecipata e ringrazio tutti e tutte coloro che ci hanno seguito. È stata poi anche rimessa online, quindi è possibile comunque vederla se non l'avete vista sul sito YouTube del Comune di Vittorio Veneto. È stata una serata particolarmente interessante perché innanzitutto ci è stato raccontato come sia in effetti la donna la più colpita nel momento in cui c'è una contrazione dei posti di lavoro. Quindi molte donne stanno subendo, stanno soffrendo della diminuzione di lavoro. E ce l'ha raccontato con dati alla mano, ce l'hanno raccontato i ricercatori della Fondazione Corazzin della CISL, che approfitto per ringraziare per la precisione con cui ci hanno appunto presentato i dati. Abbiamo poi anche avuto conferma di un altro dato particolarmente grave, e cioè che la diminuzione, la contrazione di posti di lavoro corrisponde all'aumento di casi di violenza sulla donna. Questo perché la mancanza di autonomia finanziaria ed economica purtroppo non permette la piena libertà di azione alla donna, e quindi succede, e succede anche nel nostro territorio, che qualora una donna sia dipendente anche economicamente da un'altra persona, se si trova in difficoltà non abbia i mezzi o pensi di non avere i mezzi per affrontare la situazione e liberarsene. Ecco perché mi piace ricordare che anche a Vittorio Veneto esiste un centro antiviolenza, il centro antiviolenza Vittorio Veneto, che ha sede sotto il municipio. È aperto giornalmente, come potete vedere da questo riquadro. È un centro dove noi accogliamo persone in difficoltà, donne in difficoltà, le accompagniamo nel loro percorso attraverso il tunnel che è nero, buio, che stanno vivendo quando hanno subito violenza di qualsiasi genere, e le accompagniamo poi anche ad uscire da questo tunnel nero e a ritrovare la luce, aiutando loro, e se ci sono anche figli minori, a reinserirsi nel tessuto sociale e, se necessario, anche nel tessuto lavorativo. Ecco perché quindi queste serate sono organizzate con la consapevolezza della presenza del CAV Vittorio Veneto. Ci hanno anche dimostrato queste serate, la serata della settimana scorsa, ci hanno anche dimostrato quanta forza però c'è ancora in tante donne. Abbiamo avuto la testimonianza di due vere donne guerriere che hanno avuto la forza, la voglia, tutto il coraggio che ci vuole per reinventarsi durante o a causa la perdita di lavoro, la diminuzione di lavoro che avevano subito. Quindi è proprio con questo spirito che noi affrontiamo questo secondo evento, e lo faremo insieme a Delisena Maggiolo, specialista, buonasera Delisena, specialista del mercato del lavoro di Veneto Lavoro, con una lunga esperienza di coaching e di formazione al lavoro, che ha accumulato nei suoi anni precedenti di libera professione, quando si è proprio dedicata con grande attenzione e anche con grande entusiasmo, perché noi Delisena l'abbiamo già sperimentata, per così dire, sul campo durante il Talent Campus, quando ci ha accompagnato con i giovani, e in questo processo di orientamento professionale, di anche consulenza individuale. Oggi Delisena lavora per Veneto Lavoro, è una specialista del mercato del lavoro e promuove spesso l'incrocio tra domanda ed offerta, tra le aziende, che cerca anche di fidelizzare, cercando appunto di accompagnare le persone, soprattutto quelle disoccupate, nel loro percorso
di incontro e di posizionamento nel mondo del lavoro. Quindi questa sera Delisena ci accompagnerà in un percorso di autoconsapevolezza che mira da un lato ad attivare la nostra motivazione, dall'altro la nostra capacità e le nostre competenze verso un possibile cambiamento. Quindi le parole chiave di questa sera sono coraggio, motivazione, messa in gioco, ripartenza con le proprie risorse e progetto professionale. È un compito impegnativo, quello che aspetta la nostra ospite, ma che, come vedrete, saprà condurre con grande professionalità. Io spero che abbiate tutte carta, penna e pennarelli, perché sarà un'attività, quella che ci proporrà Delisena, molto pratica, che permetterà a ciascuna di noi quindi di seguire il percorso, una ricerca in se stesso, e anche vedremo cosa ne nascerà. In questo percorso Delisena intervisterà e farà intervenire 2 donne guerriere, Irene Rosolén della libreria Chiodo Fisso di San Vendemiano e poi Chiara Tonet di Contigo Viaggi di Conegliano, che ringrazio per la loro disponibilità ad essere con noi questa sera. Delisena inizierà il suo intervento, tutti voi potete poi porre delle domande attraverso la chat se siete sulla piattaforma Zoom. Chi invece ci segue su Facebook o su YouTube si accontenterà di ascoltare, di vedere e di ascoltare poi le eventuali domande poste da chi invece è su piattaforma Zoom. E Delisena alla fine appunto del suo intervento poi darà le risposte richieste. E dalla regia mi dicono anche di raccomandarvi che se per caso su piattaforma Zoom non riuscite a sentire bene, non riuscite a collegarvi, sapete che potete tranquillamente passare su Facebook o sul canale YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Ecco, quindi darei subito la parola a Delisena e alle sue ospiti per l'inizio di questa bella avventura. A te, Delisena. Grazie al Comune di Vittorio Veneto e Antonella Caldart per avermi invitato qui. Io mi sento sempre a casa, ecco, ogni volta che sono invitata dico volentieri di sì, sempre con entusiasmo, e ringrazio anche Veneto Lavoro che mi ha permesso, ecco, di essere qui questa sera. Quello che cercherò di fare nel tempo che abbiamo a disposizione e anche in un orario in cui io non vedo le donne, ecco, non vi vedo in questo momento, però vi immagino tutte al termine di una serata, di una giornata impegnativa, magari da un punto di vista personale, familiare, e ho provato a immaginare, ecco, cosa c'è dietro questa telecamera, quali possono essere le curiosità, le domande, le motivazioni che vi hanno spinto a partecipare, e ho provato a fotografarmi tante donne che ho già incontrato nella mia vita, donne che sono qui perché hanno la curiosità, donne invece che vivono una situazione difficile, donne per le quali il cambiamento vorrebbe essere una scelta, donne per le quali invece il cambiamento è una necessità. I temi che noi tocchiamo questa sera riguardano il lavoro, riguardano gli aspetti professionali, ma in realtà questa sera parliamo della vita in generale, della vita intera, di quella di ogni giorno, di quella che è diventata magari più faticosa, ecco, in questa situazione particolare, ma diciamo la vita che noi donne affrontiamo tutti i giorni. Quindi la sfera lavorativa, dicevo, ma anche la sfera personale, familiare, affettiva, perché la vita è per definizione, come ricordava Antonella Caldart, scelta, cambiamento, rinascita, energia, messa in gioco, passo indietro, passo avanti, spinta, motivazione. Ogni scelta di vita che noi facciamo ricade sul nostro vivere professionale, questo è inevitabile. Pensate anche solo cosa vuol dire trasferirsi magari di città. Ecco, cosa vuol dire cambiare radicalmente vita e quindi anche cambiare lavoro. E inevitabilmente ogni scelta che noi facciamo da un punto di vista professionale impatta sulla nostra vita. Lavoro a tempo pieno, sottraggo magari alla mia vita personale delle energie. Ecco. Apro un'attività,
metto in gioco il mio tempo, la mia vita, quindi c'è, come dire, no, un doppio legame tra vita personale e vita professionale. Io nel pensare, ecco, a cosa offrire a tutte voi questa serata perché voi possiate portarvi a casa qualcosa, non dico una risposta, ma anche vorrei lasciarvi magari qualche domanda in più, una curiosità in più, quindi una domanda magari posta in maniera diversa, uno spunto, uno stimolo, una pista di ricerca, una riflessione su voi stessi. Ho pensato di proporvi appunto un percorso a distanza, un qualcosa che rimanga a voi oltre questa serata. Ecco perché le testimonianze, perché oltre alle parole credo che abbiamo bisogno anche di esempi, di modelli a cui rifarci, di storie anche nelle quali poterci rivedere, e a volte una storia come quella che avete magari già sentito anche venerdì e come quelle che sentirete questa sera, una storia vissuta a volte vale anche più di tante parole. Cerchiamo degli esempi da parte di donne che hanno affrontato alcune difficoltà, alcuni passaggi di vita con un approccio che io chiamo imprendativo. Quindi non si tratta del fare impresa, ma si tratta di vivere in maniera imprenditoriale la propria vita, di farsene carico e di non subire, ecco, ciò che accade, ma di viverla in una maniera attiva, quindi di provare a costruire un progetto, di fare una presa in carico di sé in maniera forte e di lavorare su ciò che dipende da noi, da ciò che è sotto il nostro controllo. Ci sono anche le variabili esterne, è vero, quest'anno noi abbiamo sperimentato una variabile esterna come dire, che ci ha sconvolto, ecco, quella parte lì, come dire, non dipende da noi, ecco, noi ciò su cui possiamo lavorare, dal messaggio che vorrei lasciarvi questa sera, è su ciò che dipende da noi, a partire da noi stesse. Quindi il cambiamento, il primo cambiamento di fondo riguarda lo sguardo che noi abbiamo nei confronti di noi stesse, quindi sul valore che noi diamo a noi. Ecco perché è importante, ecco, che ciascuna di noi si conosca, approfondisca la conoscenza di sé, perché di fondo noi possiamo cambiare solo ciò che conosciamo. E quindi diciamo, ecco perché anche se poi non potremo condividerlo tutto insieme, ma potremo immaginarci nella chiusura, no? Comunque di esserci tutta con i nostri cartelloni, io attraverso Antonella vi ho proposto appunto di tenere accanto a voi un foglio, li ho portati anch'io, un foglio bianco, dei pennarelli colorati, ecco, che vi aiuteranno a tracciare durante questa ora e mezza che ci è data a disposizione, tracciare proprio sul foglio delle parole chiare, cioè delle parole chiave, delle parole che vi rappresentano, che dicono di voi, perché pezzetto per pezzetto voi possiate riconoscere, attribuirvi delle caratteristiche positive, è un termine, come dire, che in questo momento, come dire, no, un po' abusato, però delle caratteristiche che vi contraddistinguono, perché questo foglio, ecco, in qualche modo, dico sempre io, costituisce la mattonella, quella solida, sulla quale appoggiare i piedi per poter costruire poi qualsiasi tipo di progettualità. Vi propongo di fondo di fare un po' un gioco che viene chiamato elevator pitch, che di solito si concretizza con un video. Io ve lo propongo in una maniera grafica perché abbiamo dovuto adattarlo, ecco, a questa serata, però l'assunto di base, diciamo, dell'elevator pitch è che ogni persona che avvia un'attività imprenditoriale deve essere in grado di presentare la propria idea di impresa al proprio potenziale finanziatore, al proprio potenziale partner dell'attività, e ha un tempo molto breve per fare tutto questo. Quindi deve sintetizzare in un concetto, come dire, breve, condensato, quello che è il valore aggiunto della sua idea di impresa, e lo deve fare nel tempo di una corsa in ascensore. L'ascensore può salire di qualche piano, no? Quindi parliamo di un tempo che va dai 30 ai 120 secondi, quindi un paio di minuti massimo, nel quale dire ciò che contraddistingue appunto un'idea di impresa. Se noi
partiamo dall'assunto che noi siamo imprenditrici di noi stessi, noi siamo il prodotto e il servizio che possiamo offrire e mettere sul mercato della vita, ma anche del mercato del lavoro, vuol dire che abbiamo bisogno prima di allargare una dimensione di analisi di noi per poi raccogliere quelli che sono gli elementi significativi per proporci al mondo. Sono tanti o sono pochi 30, 120 secondi? Beh, dipende da quanto abbiamo scavato in noi, da quanta consapevolezza noi abbiamo, ma anche da che cosa noi scegliamo di dire di noi stesse, cioè rispetto, come dire, no, a quello che sappiamo di noi o andiamo a scoprire, a che cosa noi vogliamo dare valore. Chi mi dice ma io non ho nulla, no, da dire di me, dico che quello che va cambiato è lo sguardo su di sé, perché ognuno di noi, donna o uomo, ma in questa sera, come dire, parliamo al femminile, ha delle caratteristiche, un valore aggiunto, deve scoprire qual è e deve dirlo al mercato del lavoro. Voi non sapete quante volte nei colloqui di selezione viene chiesto alle persone parlami di te. Ed è, come dire, la domanda che più mette in difficoltà una persona. Perché la persona non sa da dove partire, non sa che cosa dire e molto spesso la persona si domanda che cosa vuol sentirsi dire la persona che ha davanti. Invece io questa sera vi dico, tirate fuori quello che voi volete dire di voi. Intanto scrivetelo, ecco, durante quello che andremo a narrare, a raccontare, a stimolare, scrivetelo in quel foglio e scrivetelo a colori. Ecco. Allora, il compito è questo. Foglio, pennarelli, pensieri che dicano di voi, parole, verbi, azioni, aggettivi che dicano qualcosa che vi contraddistingue. Non togliamo, non nascondiamo che possiamo avere delle criticità, non nascondiamo che possiamo avere anche delle aree di miglioramento, delle competenze da acquisire, ma questa sera noi parliamo di quello che è, di quelle che sono le nostre caratteristiche. E quindi via l'elevator pitch. Dove andiamo? Ecco, verso quale viaggio ci incamminiamo questa sera? Beh, una prima tema è quella del cambiamento. La natura umana resiste al cambiamento, tende a uno stato di conservazione, tanto che molto spesso anche le donne vittime di violenza, come dire, trovano un loro equilibrio in qualche modo dentro quello stare in negativo. Quindi tendenzialmente noi, come dire, il cambiamento, come dire, è qualcosa che rifugiamo anche quando la situazione di difficoltà c'è, perché tendiamo comunque a conservare uno stato di abitudine. Perché il cambiamento che cosa evoca? Evoca angoscia, evoca pericolo, evoca perdere le nostre abitudini, evoca perdere le sicurezze, ma il cambiamento può essere anche una grande risorsa e una grande opportunità. Certo, a volte, come dire, questo cambiamento è dettato da fattori esterni, è un cambiamento non scelto, non voluto, e quello che siamo chiamati a fare è decidere con quale atteggiamento noi viviamo questo cambiamento, e la differenza la fa la maniera con cui noi affrontiamo quello che ci accade. Ma il cambiamento è qualcosa che noi anche possiamo pianificare, progettare, affrontare, gestire, vivere ogni giorno. E quindi possiamo considerare, come dire, da una parte il cambiamento come frustrante, destabilizzante, ci può far paura l'ignoto, possiamo aver paura, ecco, di cambiare, di sbagliare. Il cambiamento porta incertezza sul futuro, ma porta anche con sé stimoli, occasioni di crescita, possibilità di imparare e arricchimento. Il cambiamento parte, abbiamo detto, da una situazione problematica, ma può partire anche dal desiderio di migliorare, dal desiderio di realizzarsi. E da dove partiamo per il cambiamento? Fondamentalmente noi partiamo da noi stessi. Come vi dicevo all'inizio, partiamo da quelle che sono le variabili in gioco nostre, quelle sulle quali noi possiamo far leva. Molto spesso noi ci arrabbiamo col mondo, no? Vorremmo cambiare gli altri e vorremmo cambiare quello che è fuori, ma il primo passo verso il cambiamento è invece legato a ciò che possiamo produrre in noi stessi. E quindi è importante che tutti noi, uomini e donne, ma ripeto, questa sera, come dire, il pubblico è prettamente femminile,
è importante che ci sediamo e ci chiediamo, ecco, dove siamo. Ecco, dove siamo vuol dire guardare uno sguardo, buttare lo sguardo indietro, vuol dire ricostruire la propria storia con fatica, perché tornare indietro e ricostruire la propria storia è una storia, è doloroso e faticoso. Molte donne che perdono il lavoro, quando vengono a fare delle attività individuali e andiamo a ricostruire il curriculum, non si tratta solamente di fare l'elenco di rapporti di lavoro che ci sono stati o non ci sono stati, ma andiamo a intersecare scelte di vita, storie di vita, scelte, rimpianti, scelte fatte, scelte, come dire, subite. Andiamo a rivedere tutta la storia professionale e a volte il dolore più grande non è solo, come dire, la perdita del lavoro che molto spesso comporta la perdita economica, ma anche la perdita proprio di un'identità, perché in qualche modo noi siamo molto anche quello che facciamo, ma porta la persona a rileggere tutta la propria storia. Quindi il percorso che vi propongo questa sera è un percorso comunque di fatica, che potrà in qualche modo, diciamo così, portare anche risvolti di tipo positivo, ma potrà anche in qualche modo far ritornare indietro qualcuna di voi, magari a dei vissuti, a delle resistenze che in qualche modo però, se vogliamo fare un passo in avanti, noi comunque dobbiamo in qualche modo affrontare. Quando diciamo di fare il punto di noi stessi vuol dire fermarci a riflettere su quelle che sono state le nostre esperienze e andare a guardare qual è il valore aggiunto di quelle esperienze, cioè che cosa ci hanno lasciato. Parlo di esperienze di vita, parlo di esperienze formative, scolastiche, parlo di esperienze lavorative, parlo anche di quelle esperienze che noi viviamo, diciamo così, nel nostro tempo libero, negli hobby che abbiamo. Quindi tutto quello che noi abbiamo fatto è un tesoro prezioso, anche quando perdiamo il lavoro e rispetto a quello che abbiamo fatto riteniamo che il passato lavorativo non abbia più valore solo perché oggi non abbiamo un luogo fisico dove portare le nostre competenze. Invece, anche se noi non abbiamo una sedia, un luogo dove andare a esprimere le nostre competenze, quelle competenze sono nostre. Ed è quel famoso zoccolo duro che vi dicevo prima. Quindi io oggi non ho un luogo fisico dove poter fare un'attività di ufficio, sì, però sono in grado di usare un computer, sono in grado di usare un telefono, sono in grado di gestire una relazione con un cliente, sono in grado di utilizzare un'attrezzatura. Quindi le caratteristiche, le competenze mi appartengono anche quando io perdo un'identità lavorativa. E quindi è importante che io chiami quelle cose per nome. Ci sono persone che mi dicono no, non le racconto le mie esperienze di lavoro perché tanto io quel lavoro non lo voglio fare più. Invece le competenze che ha la persona le deve dichiarare, deve essere consapevole, che poi decida di utilizzarle tutte, in parte, nessuna, e voglia reinventarsi, però la persona, ecco, perché perde il lavoro, non perde anni della sua vita personale e professionale. Questo è un assunto di base, ecco, che ripeto, evidenzio, perché credo che questo sia importante. Anche quando una persona parte da una scolarità e va a fare un lavoro diverso, in realtà si porta dietro comunque un tesoro che ha acquisito nel suo percorso, se non nelle competenze tecniche, almeno nelle modalità trasversali, nello stare nella vita, nello stare insieme agli altri, nell'organizzare il proprio tempo, nell'organizzare il proprio lavoro, nella gestione della fatica, nella gestione dello stress. Quindi quando parto e dico che parto da me, da che cosa parto? Parto da ricostruire le mie esperienze, dal metterle in fila e soprattutto dal dire in che cosa quelle esperienze mi hanno cambiato e mi hanno costruito. Quello è il mio valore aggiunto, quello è il mio bagaglio. Dicevo, parliamo di competenze tecniche, quindi a seconda dei mestieri che ognuno di noi fa, la competenza tecnica può essere saper imbiancare una parete piuttosto che azionare una pressa meccanica, piuttosto che fare un bilancio. E poi ci sono però quelle che ho chiamato prima competenze trasversali,
che sono quelle cose che ci permettono di stare al mondo, che ci permettono di stare insieme con gli altri, di relazionarsi con le altre persone, di comprenderle, di entrare in relazione, in supporto, di organizzare il nostro lavoro, il nostro tempo, di superare le difficoltà. Ecco, quando parliamo di competenze trasversali, queste sono quelle che possiamo definire. Da dove vengo e dove sono è uno snodo quindi importante ed è il primo passo per cominciare, come dire, a chiederci ma dove voglio andare e come posso arrivarci. Oltre alle competenze però ci sono anche altri elementi che io porto con me. Porto, diciamo così, i miei sogni. Ed è importante oggi, come dire, averne ancora uno, trovare, come dire, no? Avere la capacità di guardare in alto, ecco, di guardare in alto e di provare a, in qualche modo, liberare il pensiero, liberare il desiderio. Ognuno di noi, diciamo, la propria mattonella è costituita anche dalle proprie motivazioni, cioè da ciò che ci spinge a fare le cose. Se noi non abbiamo, diciamo così, una spinta, un'energia che ci aiuta, ecco, a fare la fatica del cambiamento, siamo senza benzina. Dove troviamo le motivazioni? La motivazione possiamo trovarla dentro di noi rispetto a un qualcosa che desideriamo fare. La motivazione può venire dal desiderio di dipendenza economica, la motivazione può venire dal desiderio di dimostrare di riuscire a farcela. La spinta può voler dire anche voler migliorare la propria condizione anche familiare, non solo personale. La motivazione può avere anche un valore etico, dire voglio fare qualcosa che può essere di aiuto ad altri. Ad aiutarmi, diciamo, a portare avanti questo percorso, vi ho portato una testimonianza questa sera ed è la testimonianza di Chiara Tonet che annunciava prima Antonella Caldart ed è la storia di una imprenditrice che aveva un suo sogno che ha realizzato e che però la pandemia ha messo, come dire, fortemente in discussione e la testimonianza di Chiara ci aiuterà invece a capire come è possibile continuare a guardare in alto e a sognare e a riprogettare, come dire, un qualcosa che si era già realizzato ma che in questo momento per lei sta cambiando forma. Quindi a Chiara che interverrà in onda questa sera con noi e vedo sul video, io diciamo riproporrò un po' come dire no, le tre domande chiave di questa serata che sono il da dove vengo e dove sono e il dove voglio andare e come sto operando, ecco, per poterci arrivare. Buonasera Chiara. Buonasera, buonasera a tutte. Grazie anzitutto per il gradito invito a questo incontro. Mi chiamo Chiara Tonet e sono titolare di Contigo Viaggi a Conegliano, un'agenzia di viaggi che gestisco da 20 anni con mia sorella Silvia ed i nostri genitori. La passione del viaggiare, come dice giustamente Delisena, che mi conosce, coltivata in famiglia e nasce da bambina. Ed è ciò che fondamentalmente ha motivato dapprima il percorso di studi di mia sorella e mio, e poi ci ha condotto all'avvio dell'attività. La passione unita all'entusiasmo che poi il viaggiare genera sono il motore che in questi anni ci ha sempre guidato e a dirla tutta ci ha anche permesso di superare dei momenti lavorativi non facili. Si ricordi l'attentato alle Torri Gemelle, la crisi economica del 2008, eruzione vulcanica in Islanda, pandemie e il Covid lo scorso anno. Il viaggio è un'esperienza, è conoscenza, è scoperta, è condivisione. Per me è ampliamento anche dei propri orizzonti e è emozione, riassumendo è emozione. Il più delle volte l'idea del viaggio nasce da un sogno, da un desiderio che si coltiva. Io credo che avere l'opportunità
e il privilegio di lavorare per dare forma ai sogni dei nostri clienti sia un percorso estremamente gratificante. Per me lo è. Di fatto io amo tantissimo il mio lavoro, credo che sia una bellissima attività. Questo tuttavia non toglie che sia un lavoro impegnativo. Abbiamo a che fare con le persone, con i loro desideri, e questo, oltre a richiedere una determinata professionalità, la conoscenza e uno studio anche continuo per essere sempre al passo con le informazioni più aggiornate, richiede sicuramente pazienza, empatia, accuratezza e anche affidabilità. Io di base vedo il mondo a colori, ricco di meravigliose sfumature, per me è così. E con la tavolozza che ho a disposizione cerco di colorare la vita dei nostri clienti attraverso la realizzazione dei loro progetti di viaggio. Questo è un po' il riassunto di quello che svolgo quotidianamente. Ok, e questo, come dire, ci riporti in un mondo di colore, di sogno tuo e di Sì, percorso, ecco, non sempre facile, anche di un percorso sacrificato, perché proprio perché ti conosco posso dire, insomma, che gli orari dedicati al lavoro, mm, quindi diciamo il sogno ha anche i suoi costi, no? Il suo prezzo, certo, ecco, quindi ha le certo, sfumature del colore, ma anche altre tinte. Ed è come dire ecco, un sogno che, come hai detto tu, dipende da te, dal tuo entusiasmo, dal tuo colore, ma dipende anche dalle persone con cui hai a che fare e anche certo, dal contesto in cui questo si realizza. Però tutto certo. questo, come dire, no, è filato liscio, diciamo così, ecco, fino a un anno fa. Ecco, quindi fino Sì, al momento in cui la pandemia ha chiuso la possibilità di viaggiare e quindi la tua purtroppo. attività, come dire, ha subito una sua metamorfosi, diciamo, una sua modifica, Certo. uno stop vero e proprio. Ecco, quindi rispetto alla domanda proprio dove voglio andare e qual è il percorso, no? Che sto intraprendendo, ecco, ti chiederei di raccontare proprio come hai utilizzato quest'anno, ecco, e quali sono i progetti che in questo momento hai in campo per testimoniare come il sogno può continuare, anche se magari prende una forma diversa e nonostante le avversità, ecco. Certo. Allora, parlando di un anno fa, è inevitabile una stretta al cuore. Purtroppo, quando il Covid-19 ha fatto irruzione nella nostra vita, io credo che non fossimo probabilmente preparati ad un tale impatto ed ha decisamente sconvolto equilibri e dinamiche. Ovvio che da un punto di vista lavorativo la nostra prima preoccupazione sono stati i clienti in viaggio. Purtroppo una delle prime azioni intraprese dai governi è stata quella di chiudere le frontiere e quindi la nostra priorità è stata quella di riportare a casa i clienti. Quindi la maggior parte di quei giorni, che poi per alcuni casi sono stati anche settimane o mesi, la priorità è stata quella di riuscire a riportarli a casa, e questo ha comportato spesso la negoziazione con le compagnie aeree e con anche le rappresentazioni governative, le istituzioni governative internazionali. Sono stati mesi difficili, provanti, e diciamo che c'è stato un continuo conflitto tra lo sconforto, la sensazione di totale abbandono, il timore di un futuro che probabilmente allora, parliamo dei primi mesi, marzo e aprile, non vedeva una prospettiva, non c'era un futuro nella nostra visione, c'era un qui e ora nella gestione delle problematiche che registravamo, ma era difficile immaginarsi un futuro. Eh, Ai mesi così di interventi immediati sono succeduti dei mesi silenti, dei mesi di blocco lavorativo, perché ovviamente il turismo in tutte le sue forme è stato prima sospeso e poi bloccato del tutto. Purtroppo è considerata ancora oggi una attività non essenziale, per cui diciamo che è andata un po' nel dimenticatoio, e questo purtroppo lo devo dire. Tuttavia, io credo che sia nei momenti di maggiore difficoltà
che si possono cogliere delle opportunità, per cui diciamo, abbiamo pensato e ripensato proprio in quei mesi al nostro lavoro. E, non potendo immaginare di rimanere inattive, abbiamo cercato di abbracciare una possibilità che ci permettesse di rimanere nel nostro campo, ma ampliando un pochino il raggio, il ramo d'azione, nel senso che noi abbiamo sempre lavorato con l'outgoing e abbiamo rivalutato l'idea anche di seguire il ramo dell'incoming, quindi il turismo che riguarda il nostro territorio. Non potendo andare all'estero per viaggiare, abbiamo pensato di dare un pochino più di attenzione con il nostro lavoro al nostro territorio nello specifico. La pandemia ci ha dato tempo per poterci pensare, perché chiaramente i mesi di mancato lavoro ci hanno dato più tempo per ragionarci. Nei mesi estivi, quando abbiamo potuto godere di un pochino più di libertà, insieme ad alcune aziende, ad alcuni amici, perché adesso li posso chiamare amici, soci di avventura, comunque accomunati dal medesimo intento, abbiamo cercato di trovare delle soluzioni che potessero appunto valorizzare il nostro territorio con attività nuove e diversificate e soprattutto ecosostenibili. Così, con il reciproco supporto, abbiamo iniziato a lavorare ad un progetto che appunto ha lo scopo di promozione e diffusione di attività turistico-culturali nell'area specifica delle colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene. Un'area questa divenuta patrimonio dell'umanità UNESCO, quindi potenzialmente di grande interesse da parte di un'utenza italiana ma anche internazionale, che a nostro avviso, probabilmente perché appunto ci ha sorpreso il Covid e quindi tutto è stato un po' rallentato, non è stata neanche adeguatamente valorizzata attraverso delle iniziative proprio turistiche apposite. Così, con fatica, dico la verità, con entusiasmo ma con fatica perché non è stato facile, abbiamo incontrato persone, abbiamo cercato di spiegare qual era il nostro intento e in questo percorso, in questi mesi, siamo riusciti a coinvolgere appunto delle aziende che sono cantine, che sono hotel, che sono noleggi con conducente, tutti che hanno a che fare con la filiera del turismo, tutti profondamente amanti del nostro territorio, intenzionati a dargli maggiore valore. Questo progetto nei mesi si è sviluppato, adesso stiamo portando a termine la creazione di questa associazione, siamo 10 soci promotori e la peculiarità della nostra attività è il sorvolo panoramico in mongolfiera delle colline del Prosecco, un'esperienza che io personalmente ho provato, che è davvero molto particolare, molto suggestiva, molto emozionante. Diciamo che questo focus mi ha permesso di superare in maniera più leggera anche dei mesi pesanti come quelli vissuti l'anno scorso, ma di riuscire a portare avanti anche un braccio della nostra attività che effettivamente è stato proprio fermato a causa del Covid. Grazie. Grazie perché, diciamo così, Chiara ci testimonia, ecco, che anche quando un cambiamento non è cercato, ecco, può accadere un qualcosa che rimette in discussione comunque un sogno realizzato e un'attività, come dire, no, che funziona. Assolutamente. E di fronte a quello che accade, inevitabilmente c'è il momento di spaesamento, di difficoltà, di disagio, ma poi, come dire, la scelta vera è di decidere come affrontare, ecco, quello che ci accade e Certo. quindi di utilizzare anche quel tempo di inattività in un tempo di pensiero, anche di stretta di relazione e di reti, perché poi l'altro aspetto importante è che nelle nostre progettualità non siamo soli, quindi partiamo da noi stessi, da quello che siamo, ma possiamo anche, abbiamo la possibilità di, come di rifarci a dei modelli, a delle testimonianze come la tua stasera, anche di poter guardare fuori
ecco, e individuare dei punti di riferimento importanti di persone con le quali creare delle partnership e delle relazioni. Nel caso di un'attività di impresa, nel caso magari di una ricerca del lavoro piuttosto che ecco, di altre esigenze, quello di trovare dei contesti, dei luoghi informativi, come possono essere anche queste serate, dalle quali attingere ecco, un bagaglio di conoscenze da mettere in sacca proprio per Certo. ecco, rafforzare quella che è la propria idea progettuale. Credo sia importantissimo comunque la condivisione, aggiungo solo questo, perché l'esperienza drammatica del Covid che abbiamo vissuto è un'esperienza che comunque ha accomunato tutti quanti noi. E riuscire a trovare reciprocamente la forza attraverso anche dei progetti comuni è veramente importante. Per me è stato bellissimo, ripeto, faticoso perché poi io devo dirlo, non tutti nello specifico caso del nostro progetto hanno abbracciato l'idea, ma chi lo ha fatto proprio con la volontà di rimettersi in gioco e trovando la forza per farlo anche proprio nel condividere un'esperienza traumatica e difficile come quella del Covid e trasformandola in entusiasmo per riuscire ad andare avanti e superarla. Certo, e dove la rimessa in gioco non è fare qualcosa di completamente diverso da quello che si faceva prima, ma è stare su quello che si faceva prima facendolo con una modalità diversa. Ecco, nel tuo caso passando da un turismo diciamo verso l'esterno a un turismo, come dire, che valorizza il Bravissimo. territorio. Ovviamente in attesa che riparta, lo devo dire, perché io sono molto fiduciosa e quindi sono positiva di natura e quindi ripartiremo. Perfetto. Noi ti ringraziamo, Chiara, per la tua Grazie a voi. testimonianza. Grazie. Allora, Chiara rafforza un po' i concetti che abbiamo lanciato questa sera, no? Quindi il sogno, il desiderio, un percorso costruito, un progetto realizzato a partire dalle proprie competenze, ecco, da quello che la persona è, da ciò che la persona desidera. E la possibilità, ecco, di rimettersi in gioco sempre, ecco, anche quando i presupposti intorno ecco, non sono i più sicuri, i più certi. E credo che la motivazione poi, ecco, quel sorriso che ha Chiara, quel voler vedere ecco, tutte le cose colorate, ecco, ci dica della motivazione e dell'energia ecco, che è importante che noi mettiamo nel momento in cui c'è una messa in gioco e una messa in atto ecco, di quello che è il nostro progetto, che come vi dicevo di fondo è fatto di da dove vengo, dove sono, ma anche, come dire, da quello che ci dice Chiara, da una visione del dove vogliamo andare, dove magari, come dire, a volte la meta non è così chiara, ecco, ma tutti i passi che noi possiamo mettere in campo per raggiungerlo, ecco, ci aiutano man mano, come dire, a costruire. Cioè ci sono delle persone, diciamo, che hanno già in mente un obiettivo, molto spesso dicono io voglio fare questo, ma poi nel percorso che loro vanno a realizzare, in qualche modo, ecco, non arrivano esattamente dove si erano prefissi, però quel darsi un obiettivo li ha aiutati comunque a compiere tutta una serie di passi. Ci sono persone che dicono io non so ecco, dove voglio arrivare, ma so quali sono, come dire, no, le leve che mi muovono e che mi spingono. Quindi anche se c'è, come dire, no, una parte di ignoto, la cosa importante è cominciare ecco, a muovere i primi passi. Su questo chiederei alla regia ecco, di mandare in onda una testimonianza, una videotestimonianza di Irene, che è un avvocato 37enne che ha lavorato in azienda e ha lavorato in uffici legali e poi a un certo punto nella sua vita è accaduto qualcosa che, diciamo così, le ha fatto lasciare quella che era la sua certezza lavorativa. Ha fatto un viaggio e ha fatto un suo percorso di vita personale e familiare. E l'8 marzo, quindi qualche settimana fa, ha aperto una libreria
a San Vendemiano, ecco, a una decina di chilometri da qui. L'ha chiamata il chiodo fisso e quindi già questo, come dire, no? Dice molto di questa apertura. E lei nel video, ecco, che ci ha preparato, più che raccontarci, ecco, della sua libreria e della sua attività, ci ha regalato diciamo così, ci ha narrato, ecco, il suo vissuto di chi è lei e di quelli che sono i valori di fondo che l'hanno sempre portata nella vita a fare delle scelte, e una di queste scelte, come dire, è stata anche l'apertura di questa nuova attività. Possiamo vederla insieme, grazie. Buonasera a tutte. Questa è una breve storia che parla della libreria Chiodo Fisso, ma anche di molto altro. Non fumo e non ho mai fumato una sigaretta in vita mia. Non ho neanche mai provato a fare un tiro. Durante l'adolescenza, come ogni persona, ero circondata da amici e amiche che fumavano o provavano a farlo. In diverse occasioni mi è stato chiesto di provare. Ho sempre rifiutato. Per quale motivo? Perché il fumo faceva male? Perché i miei genitori mi ripetevano di evitare di iniziare? Perché avevo paura che diventasse una dipendenza? No, per nessuno di questi motivi. Ho sempre rifiutato solamente perché vedevo che era una cosa che facevano tutti, o quantomeno la maggioranza delle persone, e io non volevo fare qualcosa solamente perché lo facevano tutti. Più insistevano, più rimanevo ferma nella mia posizione, finché loro si sono arresi e io ho perso anche la curiosità iniziale che avevo verso la sigaretta. Ora, qualcuna di voi starà sicuramente pensando: ma cosa c'entra questo con la tematica delle donne al lavoro? C'entra. Ora ci arrivo. Se ora mi guardo indietro, con sguardo distaccato, mi rendo conto che il non voler seguire quello che fa la maggioranza delle persone è stato il filo conduttore che mi ha guidata nelle piccole e grandi scelte, sia professionali e sia personali. Non ho mai voluto comprare gli stivaletti Dr. Martens durante la giovinezza solamente perché tutti li avevano. Durante il periodo universitario ho litigato con alcuni amici che non volevano farmi giocare a calcio con loro perché ero femmina. Alla fine ci ho giocato e ho pure fatto gol. Tiè. Ho lasciato un lavoro a tempo indeterminato per andare a vivere in Nuova Zelanda. Mi sono sposata senza fedi e infine ho aperto una libreria. Ho aperto una libreria in un paese di provincia, nonostante c'è una pandemia in corso. Non è il momento per aprire un'attività? Oppure, sei pazza ad aprire una partita IVA in Italia? O ancora, ma nessuno legge più libri oggi. Si tratta di follia? Si tratta di coraggio? Si tratta di aver inseguito il proprio sogno? Sì, si tratta di tutto questo. È un sogno che finalmente sta prendendo forma, anche grazie al coraggio e a una dose di follia. Sogno, coraggio e follia sono tutti elementi imprescindibili, ma per come la vedo io non bastano. Questi sono una piccola parte di tutto quello che sta dietro alla libreria Chiodo Fisso. Sono stati fondamentali i mesi di studio e approfondimento, i numerosi file Excel con proiezioni di costi e ricavi, i confronti con professionisti e altre librerie, le ore e ore di lettura per comprendere generi e case editrici che non conoscevo. Altrettanto fondamentale è stato il percorso di vita, con passaggi delicati e in parte dolorosi, fatti anche di lacrime, per superare alcune barriere interne e arrivare a dire: sì, sono pronta, vado. Ora che la libreria Chiodo Fisso è aperta, pensate che io abbia raggiunto il traguardo? No, non è affatto così, è il contrario.
L'apertura è solamente la linea di partenza alla quale sono arrivata dopo un lungo e duro allenamento. Ora inizia la gara, quella vera, quella in cui dovrò continuare a essere la persona che sono. E il traguardo? Non lo so. Potrebbe essere molto lontano, molto vicino o semplicemente diverso da come lo sto immaginando qui, in questo momento. In questi mesi il mio punto di partenza e la mia base solida sono stati la conoscenza di me stessa, la comprensione di quello che era ed è il mio obiettivo e la fedeltà ai miei valori che ispirano anche le mie scelte professionali. È fondamentale fare quello che si desidera, quello che ci fa stare bene, quello che è adatto a noi, quello che meglio si concilia con noi e con la nostra vita, quello che valorizza le nostre risorse, rispettando anche i nostri limiti. Tuttavia, un sogno idealizzato, senza solide basi, rimane un sogno da tenere nel cassetto. I sogni, al contrario, vanno tirati fuori da quel maledetto cassetto e fatti vivere. E per farli uscire e farli vivere, i sogni hanno bisogno di studio, tanto, dedizione, tanta, tempo, tanto, approfondimento, tanto, preparazione, tanta. A questo punto qualcuna di voi, dentro di sé, avrà esclamato: e i soldi? Certo, servono anche quelli, ma se ci sono tutti gli altri ingredienti, in qualche modo si fa. Magari si parte con qualcosa di più piccolo o si fanno scelte sulla base del budget a disposizione. E dopo? Dopo si prosegue sulla strada che si è deciso di percorrere, con la consapevolezza che non sarà sempre un rettilineo ad alta velocità, ma che ci saranno anche curve, tornanti, salite e discese. E magari potrebbe succedere di incrociare una nuova strada, inaspettata e completamente diversa, che era lì ad attenderti. Vi saluto con questa bella immagine che avrei voluto scattare io e vi ringrazio per avermi ascoltata. Allora, quando ho incontrato Irene, le avevo proposto di fare un'intervista in diretta, così come con Chiara. E Irene mi ha fatto presente che non è il suo forte parlare. A lei piace scrivere, piace raccontare, e quindi Irene mi ha fatto subito capire qual era la sua competenza, ma anche qual era, come dire, un'area critica per lei. E quindi insieme abbiamo pensato che forse costruire un video con una sua scrittura letta, ecco, raccontata, potesse essere più efficace. E io credo che ci sia stata, questa efficacia ci sia stata, che la testimonianza di Irene ci abbia toccato. Come vi dicevo all'inizio, è importante che noi facciamo tesoro delle testimonianze, soprattutto quando le testimonianze narrano una storia profonda e un vissuto profondo e sono anche una rilettura a posteriori, ma anche, come dire, una lettura futura di quello che è stato e di quello che potrà essere. Io mi sono rivista, non so voi, mi sono rivista intanto nel suo voler giocare a calcio e nel suo fare gol. Mi sono rivista in un piccolo paesino di campagna dove, come dire, no, alle donne certe cose magari non erano permesse. Mi sono rivista nei suoi valori, mi sono rivista nelle sue lacrime, anche nei suoi passaggi di fatica. Mi sono rivista anche in quelle scelte che uno dice stop, basta, lascio un rapporto a tempo indeterminato. Coraggio è anche questo, cioè lasciare le proprie sicurezze. Decidere di cambiare vuol dire abbandonare le proprie certezze. E quello che sembra un obiettivo raggiunto a volte magari invece è una sofferenza, un dolore. Irene mi ha detto: il mio mantra in questo momento è voglio lavorare, voglio star bene, voglio la flessibilità,
perché ho una famiglia, una figlia piccola e soprattutto voglio rimanere fedele ai miei valori. Quindi la mia domanda a voi è: qual è il vostro sogno? Lo avete un sogno? È un sogno che è dentro il cassetto? È un sogno che ha già una sua forma? Avete rinunciato a sognare? Prendete in mano quel sogno, ecco, fatelo vostro e provate a trasformarlo in un qualcosa di concreto e operativo, perché Irene ci ha fatto capire questo, che un sogno, se idealizzato, rimane soltanto un sogno. E invece, per renderlo concretezza, vita, dobbiamo darci degli obiettivi, e dobbiamo darci degli obiettivi precisi, concreti, positivi. Quando le persone mi dicono voglio lavorare, è un obiettivo non preciso. L'importante è dire voglio un lavoro con queste caratteristiche, a questa distanza da casa, magari fatto di queste attività, che si sposi con le mie competenze. Un obiettivo è più facile da raggiungere se, vi ripeto, è positivo, è preciso, se è concreto, se mi do un obiettivo piccolo, passo per passo, ed è raggiungibile, se quell'obiettivo dipende da me, magari non solo da me, ma soprattutto da me. Se io sono consapevole di avere le capacità e le risorse per raggiungerlo, e soprattutto se è un obiettivo che io definisco ecologico, cioè se quell'obiettivo si sposa e va d'accordo con il resto della mia vita. Mi hanno colpito molto le parole di Irene quando ha detto: il sogno per diventare realtà ha bisogno di studio tanto, di dedizione tanta. Qui c'è tutto il concetto della passione, della motivazione, di tempo tanto, di approfondimento tanto e di preparazione. E Irene credo che ci abbia dato un altro messaggio, che in un progetto personale, in un progetto di vita, in un progetto professionale non si arriva mai. Si fanno passi, si raggiungono mete, ma poi, come dire, quella meta lì non è mai certa, ed è importante che noi continuiamo via via a fare altri passi per andare avanti nel nostro percorso di crescita, nella nostra messa in gioco, nel nostro vivere, direi, la vita a pieno. Io non so, Antonella, se dire altro a tutte le donne che sono in ascolto in questo momento. Non so se loro sono riuscite, ecco, sulla carta a segnare delle parole che le riguardano, degli aggettivi che dicano del loro valore. Io trovo che le donne molto spesso abbiano una visione, diciamo, sottostimata di se stesse, che diano molto spesso per scontato quello che sanno fare, quello che sono in grado di fare, e che diano per prime poco valore a quello che sono. Invece il guardare a quello che le donne hanno costruito per la loro vita, ecco, deve aiutarle a individuare anche solo una cosa che una donna sa fare bene o è. E se questa cosa una persona non riesce a farla, allora vi dico, fatevi dire da persone che avete accanto e che vi vogliono bene, che vi stimano, fatevi ritornare da loro un aggettivo, una parola, un verbo che vi rappresenti. Ecco, che dica di voi un qualcosa che dà valore a quello che siete. Sì, intanto grazie ad Elisena per gli spunti che ci ha dato, e grazie anche ad Irene e a Chiara, perché hanno dato davvero due testimonianze vere, di due persone vere, appassionate, che hanno vissuto la crisi così come deve essere, cioè la crisi è un momento di cambiamento, però hanno saputo, si è capito, vivere il cambiamento in senso di crescita. Anche se, l'hanno ben evidenziato, la meta è una meta in divenire, quindi credo che anche questo sia un bellissimo messaggio, cioè mi sono rimessa in gioco, ho capito quali fossero e quali siano le mie possibilità, le mie capacità, le mie competenze, hanno capito che cosa piace fare, qual è il sogno.
Nello stesso tempo hanno trovato il coraggio, la forza e anche i mezzi per iniziare questo nuovo percorso, consapevoli che è un percorso aperto, dove, come ha detto bene Irene, il punto di partenza, la linea di partenza, cioè quello che sta vivendo è solo la linea di partenza, la meta e il punto d'arrivo sono ancora molto lontani e sconosciuti. E anche questa è una bella sfida, cioè capire che ogni giorno, in ogni momento, quello che viviamo diviene parte della nostra esperienza, da tutto possiamo imparare e mettere in saccoccia delle nuove anche competenze che poi andremo a spendere. Mentre parlavano mi è venuto in mente dell'Isena quanto ci ha detto la settimana scorsa Katie Mastorci, una giovane biologa, ricercatrice addirittura, che ha lavorato per grandi agenzie anche di ricerca scientifica, che un giorno ha deciso anche lei di buttare il cuore oltre l'ostacolo e di aprire una fattoria, un'azienda agricola. In modo particolare ha coltivato questa sua passione per la natura e oggi alleva un allevamento di pecore qui vicino a Fregona. Cos'è che ha detto Katie che oggi secondo me vale la pena riprendere, riportare? Lei ha detto innanzitutto io ho fatto un percorso di me stessa, lei ha citato la mindfulness, un percorso che mi ha aiutata a capire quali fossero le mie competenze, cioè chi fossi io veramente. Come hai detto giustamente tu, noi, soprattutto noi donne, diamo per scontato il fatto di fare tante cose di cui non siamo ben consapevoli. Ecco, lei ha parlato della mindfulness, ma ci sono tante altre tecniche che tu ci puoi insegnare che ci aiutano proprio a prendere consapevolezza di ciò che sappiamo fare. Cioè il nostro bagaglio di esperienze diviene momento, tu ce lo insegni, importante anche nel momento in cui facciamo un colloquio di lavoro dove le competenze tecniche sono una cosa ma tutto il resto ha un peso altrettanto importante. Dopodiché Katie ci ha detto anche un'altra cosa che mi è rimasta molto in mente, e cioè quando io le ho chiesto ma com'è che sei passata dal fare la ricercatrice per il CRO di Aviano o per questo istituto svizzero dove lavoravi a dedicarti all'allevamento delle pecore? Lei ha detto io ho fatto tesoro di ciò che avevo studiato, cioè ho applicato, alla fine ha detto non è stato un grande cambiamento, ho applicato ciò che sapevo fare, che ho studiato, ad un altro settore. Ecco, questo tema della trasferibilità. Cosa ci potresti dire su questo? Perché penso che sia un bellissimo modo di rileggere anche quello che siamo, soprattutto in questo momento, quando i settori, ce l'ha detto una tua collega di Veneto Sviluppo, i settori di possibilità di apertura di nuovi lavori per noi sono magari completamente diversi da quelli che conoscevamo prima della pandemia. Sì, certo, c'è tutto un tema che un po' ci ha portato Chiara del fare la stessa cosa in un modo diverso, no? Quindi la riqualificazione può andare in un passo del dire io appartengo a un determinato settore, ok? Lei parlava del turismo, però come dire, anziché vendere pacchetti turistici, andiamo a organizzare delle attività che prevedono non tanto, diciamo così, di mandare le persone fuori, ma di richiamare le persone da fuori verso la nostra realtà. Quindi la riconversione può starci a parità di settore, a parità anche di competenze, però sviluppando un'idea diversa. Ecco, l'imprenditorialità sta anche in questo, quindi fare qualcosa che c'è già o sulle quali siamo già competenti, però con una modalità diversa. E anche questo richiede messa in gioco, richiede studio, richiede passione. Poi ci possono essere situazioni in cui invece una persona decide di cambiare completamente e quindi passa da un'attività, provo a fare un esempio, passa ecco, dall'attività del turismo, ok, lavoro in un hotel, ok, quindi alla reception dell'hotel faccio il check-in, il check-out, ricevo le prenotazioni, ho un sogno, una passione, mi piacciono i fiori, ok, da sempre io leggo,
studio, pianto, come dire, no, faccio leva, allora non tanto magari su una competenza formale che ho acquisito in un percorso di studi piuttosto che in un percorso lavorativo, ma faccio leva su una passione, su un interesse che è un hobby di fondo, no? Che non appartiene magari a un qualcosa di strutturato, però su questo costruisco un sogno e magari apro una fioreria, piuttosto che decido che vado a lavorare in una serra, ecco, a mettere mano a bagnare le piantine piuttosto che a trapiantare, eccetera, perché io sento che in questo momento potrei sviluppare, ecco, per me quella è un'opportunità. E quindi da che cosa parto? Parto comunque da qualcosa che ho già, che è un mio desiderio, piuttosto che comunque vado ad affinare competenze, perché magari non ho studi di botanica, piuttosto che no, legati alle piante, e quindi comunque ecco, parto da un qualcosa che magari avevo già di base o vado del tutto a costruire, magari investendo in un percorso di formazione, investendo in letture personali, investendo, che vuol dire anche lasciando magari il mio lavoro, ecco, accettando di fare l'apprendista e di andare a imparare in un contesto dove inizio da capo da un punto di vista lavorativo. Che cosa mi porto comunque sempre dietro se non è il bagaglio tecnico legato proprio al settore? Mi porto dietro quello che sono. Ho imparato, come dire, no, ad aver cura, ecco, ad accogliere il cliente, piuttosto che ho imparato a mettere ordine, piuttosto che, ecco, mi porto dietro quello che sono. Noi non siamo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, cioè non è, come dire, no, quello che siamo, noi ce lo portiamo dietro anche in un cambiamento. Ecco, quello che ci deve accompagnare sempre è un po' questa prospettiva che vi dicevo, cioè da dove parto, dove voglio arrivare, qual è la differenza diciamo, tra ciò che viene richiesto per poter svolgere quel tipo di attività e le competenze che io ho oggi. Un pezzo di strada è proprio andare ad acquisire quelle competenze, quindi la domanda è: come le acquisisco? È sufficiente che io studi botanica piuttosto che tutta una serie di cose legate alle piante? È invece importante che io vada a fare un'esperienza pratica all'interno di un'azienda? È importante che io scelga un percorso più strutturato che mi dà un titolo? Sono tutte domande, ecco, che una persona che va a costruire una progettualità si deve fare e ci sono, come dire, ecco, nel territorio strutture che possono fornire risposte, orientare le persone rispetto, come dire, no, la prossima settimana voi parlerete, ecco, anche, darete informazioni anche di questo tipo rispetto alle donne, ecco, che vogliono avviare un'attività. Molto spesso però le persone arrivano in queste strutture senza delle domande. Ecco, e quindi tante volte chi è chiamato a dare delle risposte è invece colui che deve aiutare le persone a porsi le domande. Ecco. Sì, ecco, tu dici bene, infatti la domanda che viene fatta è: ma alla fine chi mi può veramente aiutare in questo percorso? Quindi certamente Veneto Lavoro, con professionalità come le tue, poi magari ci puoi anche dare qualche ulteriore risposta. Io vi posso dire che anche nel nostro comune, lo sportello dell'Informa Città, l'Informa Vittorio Veneto, noi abbiamo personale preparato per aiutare chiunque si presenti, che siano giovani, che siano donne, che siano uomini, non importa, a capire da che parte andare, e lo possono fare direttamente o anche dando tutte le informazioni su possibili percorsi, perché per esempio ci sono dei fondi che la Regione mette a disposizione, che poi passano anche attraverso le agenzie come quella dove lavori tu, che danno la possibilità di affiancare a persone con determinate caratteristiche alla ricerca del lavoro una specie di coacher, di una persona che ti affianca proprio e che ti fa capire chi sei, dove vuoi andare, quale sia il percorso. E poi ricordiamoci che ci sono anche, ma di questo ci parleranno appunto il 14 aprile nella terza puntata, nella terza serata, gli esperti che ci saranno, ci sono poi anche tutti i percorsi di approfondimento, di formazione. Cioè, come dice giustamente Delisena, se alcune cose non le so fare, le devo imparare. Certo, posso autoformarmi, ma esistono soprattutto oggi tantissimi corsi di formazione a cui si può avere accesso che probabilmente incontrano proprio le nostre necessità. Certo, diciamo le due grandi direzioni sono verso un progetto che è destinato alla ricerca del lavoro
e l'altro, come dire, un progetto che va verso l'avvio di impresa. Ecco, diciamo così, concettualmente ci sono dei passaggi che sono similari, ecco, però sono due progettualità diverse. Rispetto al rientrare nel mercato del lavoro, al cambiamento lavorativo, diciamo così, ci sono delle strutture, tra queste per esempio Città dei Mestieri, quindi è una realtà di Veneto Lavoro, alla quale le persone, ecco, chi è interessato nel sito Click Lavoro Veneto, alla voce Centri per l'impiego, trova anche il link dedicato a Città dei Mestieri, che è una cittadella dell'orientamento che può fornire proprio informazioni sulle modalità di ricerca attiva del lavoro delle persone, quindi a partire da come costruire un proprio curriculum, come identificare quelli che sono i propri obiettivi di ricerca, che possono essere coerenti a quello che la persona ha fatto da un punto di vista curriculare. Allora in quel caso si va a vedere se la persona ha tutte le competenze, perché a volte noi andiamo a maturare delle esperienze lavorative in contesti, diciamo, dove magari alcune cose, per esempio, le facciamo senza l'utilizzo del computer. Okay? Quindi facciamo, diciamo così, banalizzo, ma una fattura a mano, mentre magari ci sono, ormai i nostri contesti richiedono di saper usare dei gestionali, dei software particolari. Allora, la persona ha delle conoscenze di base rispetto alla contabilità, conosce la partita doppia piuttosto, no, che altri elementi, però gli manca in quel momento una competenza che è quella informatica. Allora la domanda in questo caso è: qual è il percorso che mi può aiutare ad acquisire quella competenza che mi aiuta a spendermi meglio nel mercato del lavoro? Se invece la domanda è: vengo da questo settore, in questo settore non c'è più mercato perché era un'attività di nicchia, piuttosto che io quel lavoro non lo voglio più fare perché basta, piuttosto che non lo posso più fare perché a volte ci sono ragioni di salute, ragioni di orario che non ci permettono di fare, allora ci sono delle, appunto, Città dei Mestieri può supportare anche le persone proprio a ragionare su quali possono essere degli obiettivi, diciamo, similari, ecco, piuttosto che anche ripensare completamente, come dire, al proprio obiettivo professionale. Quindi mi sono occupata, dicevo prima, ho lavorato in un albergo, voglio andare a fare l'ortofloro vivaista, ok? E quindi in questo caso la domanda è: qual è il percorso che posso andare a fare per raggiungerlo? Può essere un percorso formativo finanziato, perché stiamo parlando di percorsi formativi che la Regione finanzia con un concetto di finanziamento destinato a chi ha più di 30 anni e sotto i 30 anni, con delle politiche attive diverse che possono prevedere un percorso formativo oppure un percorso formativo insieme a un pacchetto con lo stage, quindi dove la persona va a fare un'esperienza pratica. È ovvio che questi sono percorsi che richiedono che la persona abbia un tempo e anche delle risorse che gli permettono di investire su di sé un po' più a lungo rispetto a quello che può essere una quarantina di ore di informatica piuttosto che una sessantina di ore di inglese. E quindi quando dico che l'obiettivo deve essere anche ecologico, cioè deve stare rispetto alla situazione della persona, dico anche che le scelte molto spesso sono legate proprio a questo, no? Al tempo, alle energie, alle risorse anche economiche che la persona può avere a disposizione. Quindi sì, in questo senso, ecco, Città dei Mestieri, lo sportello Informa Giovani possono essere i primi punti di riferimento che possono fornire informazioni su quelle che sono magari delle politiche attive strutturate all'interno delle quali, oltre che la formazione e lo stage, sono previste anche proprio di quelle attività che tu hai chiamato di coaching, di accompagnamento al lavoro, di counseling, come vogliamo chiamarlo, che aiutano proprio le persone un po' a fare quel percorso, però in un certo numero di ore e dedicato individualmente, che abbiamo in qualche modo tentato questa sera, ecco, di dare come spunto alle persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, sei stata chiarissima, credo che tu abbia veramente alla fine riassunto perfettamente quelli che sono i percorsi possibili, sia per chi appunto vuole o deve completamente reinventarsi, sia di chi invece vuole riposizionarsi e quindi ampliare il proprio bagaglio anche formativo. Anche rispetto alla via d'impresa, ecco, possono esserci Certo. dei riferimenti istituzionali, come possono essere la Camera di Commercio con lo sportello Nuova Impresa, che possono dare un supporto di tipo informativo anche magari rispetto a dei percorsi più strutturati, dove magari, ecco, vengono a volte finanziati anche dalla Regione proprio dei percorsi a supporto proprio delle donne o in generale delle
delle persone che vogliono proprio sviluppare un business plan. Allora, nel caso della ricerca del lavoro si ragiona in un concetto di self-plan, ok? Il piano di me stesso, no? Certo. Rispetto invece a quello che è il business plan, cioè vado a sviluppare una mia idea di impresa. Di fondo il concetto è: qual è il prodotto o il servizio che io metto nel mercato? Questo vale sia per chi si mette alla ricerca del lavoro e vale tanto più per chi vuole sviluppare un'idea di impresa. Con quali strumenti, ecco, vado a fare, come vado a costruire questa rete, che tipo di impresa, che forma societaria, quali sono i costi. Irene stessa ha parlato di file Excel, di redditività, no? Di analisi, ecco, quindi sono, ripeto, dei percorsi, come dire, che hanno strade diverse, ma per i quali esiste comunque un riferimento utile, ecco, per le persone di tipo informativo. Certo, mi piace ripetere che per partire, proprio per cominciare anche ad orientarsi, sappiate che lo sportello che abbiamo aperto, che abbiamo chiamato volutamente anche sportello famiglia, che ha sempre sede presso l'Informacittà davanti al Quadrilatero di Vittorio Veneto, ha del personale capace di darvi queste prime informazioni e di orientarvi nel percorso che poi ognuna vuole intraprendere. Mi piace però anche, siccome Irene ad un certo punto ha detto, me lo sono scritto, tirare fuori i sogni dal maledetto cassetto, è bello, no? Questo maledetto che significa proprio quello che mi tiene dentro tutti i sogni e che a un certo punto io so che ci sono, li devo tirare fuori, quindi la voglia, il coraggio, la forza anche tirarli fuori, però poi ha detto sì, ma con che soldi? Ovviamente se parliamo di un'attività imprenditoriale in proprio. Ecco, mi piace ricordare che in questa forma di solidarietà che stiamo sentendo molto forte nel nostro territorio, noi abbiamo due associazioni di donne, due associazioni femminili che hanno voluto dare un contributo extra a quelli che sono i classici canali, come hai detto tu, della regione, piuttosto che gli altri canali. Insomma, parleremo anche del microcredito, per esempio, no? Nell'ultima puntata, quindi anche ciò che gli istituti di credito possono fare in questi casi. Però abbiamo queste due associazioni di donne che cosa hanno fatto? Hanno deciso, da un lato l'Innerwill di Conegliano Vittorio Veneto, hanno deciso di mettere a disposizione del denaro per quelle donne che alla fine di questo percorso delle 3 serate volessero davvero provare a rimettersi in gioco anche concretamente. Quindi c'è del denaro vero che verrà messo a disposizione da chi si renderà, poi dimostrerà di essere interessata. D'altra parte, quindi Innerwill Conegliano Vittorio Veneto, e potete fare riferimento tranquillamente a noi perché sono nostre partner in questo percorso delle 3 serate. Parallelamente un'altra associazione di donne locale, con la sede locale, cioè il Soroptimist International di Conegliano Vittorio Veneto, farà partire subito dopo Pasqua un mini corso, chiamiamolo così, di formazione sull'e-commerce, specificatamente legato a come vendere prodotti e servizi online attraverso i social, quindi diciamo un e-commerce piuttosto basico, che prevede appunto non solo la formazione attraverso 3 serate, ma poi, come ci dirà tra l'altro la Presidente nella nostra ultima puntata, anche lì un supporto economico per chi volesse poi concretizzare il proprio percorso. Quindi mi piace raccontare questa forma anche di solidarietà legata al nostro territorio, di donne verso le donne, perché penso che sia un segnale incoraggiante del nostro credere in noi stesse. Ecco, quindi vedo tanti ringraziamenti, grazie a voi di essere state con noi questa sera. Ricordo che questa puntata rimane comunque visibile sul canale YouTube del Comune di Vittorio Veneto, come anche la puntata scorsa. Domani sera alle 21, quindi non oggi ma domani alle 21, sarà ritrasmessa dalla Tenda TV, che ringrazio per averci ospitato anche questa sera. Ringrazio Delisena Maggiolo davvero con la sua solita, come posso dire, con questo tono delicato che ci ha dato dei messaggi dirompenti, così come la voglia dirompente di farcela ce l'hanno data Irene Rosolen e Chiara Tonet, che ringrazio. Do appuntamento
a tutte voi per l'ultimo dei nostri 3 incontri, mercoledì 14 aprile, sempre con la solita modalità, iscrizione online per chi vuole partecipare direttamente con le domande oppure attraverso i canali YouTube e Facebook del Comune di Vittorio Veneto, quindi il 14 aprile dopo Pasqua, per scoprire quali siano gli aiuti concreti, i famosi soldi di cui parlava Irene, che ci possono essere messi a disposizione attraverso contributi, bandi, appunto anche il microcredito, e parleremo però anche delle forme di formazione a cui possiamo accedere. Quindi tutto ciò per tutte le donne guerriere, come mi piace chiamarci, che continuano a volersi mettere in gioco, rimettere in gioco e che non vogliono davvero mollare. Grazie a tutte, grazie ancora ad Elisena e buona serata.